Questa risoluzione serve a dare giustizia ai risparmiatori truffati. Sta emergendo anche dalla commissione d'inchiesta italiana, nazionale, che delle mancanze, delle, chiamiamole sviste in maniera elegante, dei fatti che comunque fanno capire che qualcuno sapeva e chi controllava non ha fatto le azioni adeguate per tutelare i risparmiatori, ci sono state. Quindi fare un emendamento in legge di stabilità italiana per anticipare il risarcimento ai risparmiatori truffati penso sia una cosa di buon senso. Noi facciamo da tramite con l'attività delle associazioni e speriamo che appunto in Parlamento qualcuno capisca che effettivamente qui è mancato qualcosa e i risparmiatori hanno subito una truffa. Abbiamo presentato questa proposta di emendamento che verrà sottoposta al Governo. Essa è finalizzata ad ottenere un'anticipazione da parte del Governo sugli NPL, ovvero sia sui crediti deteriorati che il Governo si appresta ad incassare attraverso la società SGA e dove il Governo stesso dice vi dovrebbe essere un utile di alcuni miliardi. Osserviamo noi che questi miliardi potrebbero già essere anticipati oggi dal Governo ai risparmiatori, in quanto questa vicenda delle banche popolari venete non è una crisi aziendale ma è una crisi sociale, un problema sociale che investe il territorio veneto ed anche altre aree d'Italia e deve essere la politica a dare una risposta in tempi stretti prima che la situazione vada a degenerare. Per i risparmiatori attendere i 10 anni di conclusione dell'operazione sul recupero dei crediti deteriorati è un tempo troppo lungo. Lo Stato può benissimo anticipare queste somme oggi e le introiterà nel momento in cui concluderà l'operazione di recupero sui crediti deteriorati. L'ipotesi di residuo avanzata dal Ministero è sui 4-5 miliardi di residuo. La nostra richiesta di risarcimento è di 4 miliardi, per cui rimarrebbe addirittura un residuo da gestire da parte dello Stato. Questa risoluzione, come l'emendamento, prevede un anticipo di cassa, o la richiesta di un anticipo di cassa di 2 miliardi più 2 miliardi allo Stato sulla base degli NPL che le due banche hanno in corpo. Quindi una risoluzione in tempi brevi della vicenda con soldi veri, certi e subito.